Le sorprese qui allo stand del Friuli Venezia Giulia non mancano mai. In questo caso parliamo di un personaggio che di gastronomia se ne intende veramente. Sto parlando dell'amico Giovanni Rana. Giovanni, ben arrivato. Grazie del tuo invito qua, veramente questo qua nel Friuli c'è delle cantine, c'è dei vini stupendi. Importante è queste grandi fiere che abbiamo bisogno più che altro per l'esportazione, perché noi italiani conosciamo i nostri vini, siamo convinti che sono buoni in tutte le regioni d'Italia, per carità, però è l'estero bisogna assolutamente fare qualcosa. Io come azienda mia personale io mi do da fare per l'estero, per carità, però abbiamo fatto un consorzio di Italia del Gusto, dove qua in Italia siamo concorrenti, però all'estero siamo veramente alleati. Ci credo questa Italia che veramente ha fatto tanto, ma faremo sempre di più, perché forse tutti i mali non vengono per nuocere. Questo dà un stimolo da creare di più e gli italiani non siamo secondi a nessuno per via di fantasia e di stimoli. Dunque sicuramente quest'anno sarà un anno del rilancio di tutto il Made in Italy. Perché pensare domani ad un prodotto che gemelli magari la tua grande creatività della pasta insieme magari a qualche prodotto del Friuli Venezia Giulia, visto che queste due regioni sono molto vicine e molto fraterne. Collegare dei prodotti friulani, che sono dei prodotti eccezionali, del prosciutto San Daniele, a dei formaggi veramente ci sono tanti, però potrebbe essere un'idea, perché l'importante è portare in tande questi grandi prodotti per aiutare anche le piccole nicchie, non sono conosciuti. Naturalmente noi che siamo quelli che portano sulle grandi distribuzioni, direi tutta Europa, abbiamo il dovere, direi, non solo la gioia di portare questo prodotto, ma il dovere anche di far conoscere questi prodotti di nicchia che sono meravigliosi. Michelangelo Boe, mi sembra che questa nuova veste data allo stand del Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto questa nuova collettiva, sia stata veramente una scelta indovinatissima. Serviva un segnale molto forte per far vedere che il Friuli Venezia Giulia è vivo e vuole combattere questo mercato della concorrenza. Era fondamentale riportare un po' di ordine sotto quella che era l'immagine regionale. Noi ci siamo presentati con Friuli Venezia Giulia Top White Wines e credo che questa sarà la nostra scelta vincente. Qui siamo con Sabina Maffei-Plosner, lei è la presidente dell'associazione Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia. Grandi vini bianchi in Friuli Venezia Giulia, ma anche grandi donne del Friuli Venezia Giulia. Grandissime donne del Friuli Venezia Giulia e siamo anche in tante ormai, credo che siamo, se non la prima delegazione, comunque una delle più importanti a livello nazionale, un'ottantina quasi ormai, produttrici in larga parte ma anche ristoratrici, enotecarie, sommelier, giornaliste, comunicatrici di vino con un'infinità di attività diverse, 2 incontri bellissimi che ci sono stati a Vinitaly anche. Ben arrivato Gioacchino, complimenti perché so che hai vinto il premio come miglior trasmissione dell'anno da parte dei Grand Cru. Sì, è un premio molto ambito, io sono contentissimo, peraltro si tratta di un'associazione che racchiude il meglio, diciamo così, tra virgolette, dei grandi produttori storici italiani e quindi diciamo sicuramente è stata una serata molto importante, un po' impegnativa, molto seria, però molto bella anche. Ecco, dicevo, tu sei spesso in Friuli, quindi sei venuto ospite qui a questo stand nuovo. Che impressione ti ha fatto e soprattutto questo nuovo slogan Top White Wine abbinato a questo nuovo stand, quanto d'effetto è? Beh, so che lo stand ha vinto dei riconoscimenti importanti proprio qua all'interno del Vinitaly, credo che abbia vinto il premio come miglior stand e oggettivamente girando per tutta la manifestazione credo che sia il più bello, esteticamente sicuramente il più bello. Per quanto riguarda lo slogan Top White Wine credo che sia azzeccatissimo, perché credo che poi pur essendo il Friuli una regione che non produce grandi quantitativi di vino, però chi viene al Vinitaly viene a cercare lo stand del Friuli soprattutto per i suoi grandi vini bianchi, senza nulla togliere però ai vini rossi. Carlo Ottaviano, direttore Gambero Rosso, insomma una tua impressione su questo stand del Friuli Venezia Giulia e sul Vinitaly in generale? L'impressione su questo stand è che sempre più viene voglia di vedere il Friuli Venezia Giulia, perché quest'anno c'è questo mix che uno non capisce se spiaggia, montagna, cose da mangiare buone, cose da bere buone, cioè alla fine
quasi non l'ho capito, allora uno dice vabbè vengo in Friuli. Una tua impressione su questi vini bianchi che possono essere anche ambasciatori internazionali? Ma ambasciatori internazionali perché sono vini ben fruttati e danno quindi la sensazione di tutto il territorio ricco, non solo del Friuli ma dell'Italia. Allora a quel punto tu friulano rappresenti tutta l'Italia, perché ci sono veramente tanti di quei profumi, a me piace, il vino piace più al naso che in bocca, ci sono tanti di quei profumi che rappresentano il nostro paese. Tra i tanti ospiti eccellenti che sono venuti qui allo stand del Friuli Venezia Giulia ce n'è uno che mi sta particolarmente a cuore, che è Lidia Bastianic. Benvenuta qui Lidia, insomma, tu sei un esempio perché in effetti sei conosciutissima in America, perché ormai sei diventata nota per la tua grande caparbietà nel proporre anche le tipicità regionali, no? Sì, lo propongo nei miei ristoranti, nei libri e poi anche nel show televisivo che poi va per tutta l'America, ma non solo in America, ma anche in Australia, Nuova Zelanda, Asia Satellite. Quello che propongo è la bellezza dell'Italia, la regionalità, e poi c'è un special feeling per il Friuli Venezia Giulia. Presente qui allo stand del Friuli Venezia Giulia anche un grande personaggio del cinema italiano, parliamo di Renato Pozzetto. Renato, ben arrivato, tu sei un intenditore, volevo chiederti, insomma, Friuli Venezia Giulia, grandi vini. Mi piace il vino in genere, i bianchi friulani sono buoni, anche il vino rosso. Poi il Friuli è una terra curiosa, si mangia bene, la gente è simpatica. Forse una di quelle regioni, Renato, che vanno riscoperte, in effetti che propongono grandi angoli, grandi scorci particolari, no? Beh, io come ti dicevo vengo spesso, vengo a comprare il prosciutto, vengo a comprare i vini. Oggi ancora non li ho assaggiati perché è ancora mattina, poi farò un giro per assaggi. Allora noi ti aspettiamo a braccia aperte in una terra accogliente, in un stand accogliente come il Friuli. Va bene, no, non mancherò, ma io sono un affezionato. Vicepresidente Ciriani, insomma, se c'è una sorpresa a questo Vinitaly 2010 sicuramente, a detta di tutti, quella è il Friuli Venezia Giulia. Beh, si è conclusa un'edizione di Vinitaly per noi straordinaria, superiore alle nostre aspettative che pure erano molto ottimistiche. Abbiamo voluto cambiare completamente filosofia, approccio, abbiamo rivoluzionato il nostro stand, abbiamo voluto uno stand che fosse all'altezza della qualità e dell'eccellenza del nostro territorio e dei nostri vini. Abbiamo avuto un sacco di soddisfazione, non soltanto per i complimenti che abbiamo ricevuto dai produttori, dagli appassionati, dai giornalisti, ma anche riconoscimenti tangibili, che sono il premio che ci ha assegnato Wine News, cioè il più importante sito internet dedicato al vino del mondo, come il migliore stand dell'attuale edizione di Vinitaly. E poi abbiamo avuto la presenza di grandissimi personaggi, da Giovanni Rana a Mike Hacknall, il cantante del Simply Red, Gérard Depardieu, testimonial quest'anno per i vini bianchi del Friuli Venezia Giulia, moltissimi giornalisti, esperti, amico Monsignore Di Gusto e tantissimi altri ancora, davvero numerosi, mi è persino difficile ricordarli tutti, a testimonianza che quest'anno il protagonista all'interno di Vinitaly è stato il Friuli Venezia Giulia, una regione unita intorno alle proprie eccellenze, ai grandi vini bianchi, ma non solo, un territorio che vuole presentarsi unito al mercato internazionale del vino, e credo che insomma abbiamo dimostrato di che pasta è fatto il Friuli Venezia Giulia e che ambizioni può avere. Uniti si vince, il che non vuol dire non riconoscere le eccellenze e le diversità dei nostri territori, della nostra bella piccola regione. Però uniti si vince, abbiamo voluto una primavera collettiva della nostra regione qui a Vinitaly, abbiamo messo insieme più di 90 produttori, tutti 9 i consorzi, con l'idea appunto di presentare un mondo, quella della produzione vitivinicola, unito intorno all'istituzione Friuli Venezia Giulia. E adesso consumiamo vino, consumiamolo con intelligenza, diamo la preferenza ai nostri vini friulani e soprattutto cerchiamo di farli conoscere all'estero, perché i grandi vini friulani non temono paragoni. Abbiamo lanciato una grande sfida, quella di rivoluzionare la presenza di Friuli Venezia Giulia a Vinitaly, una scommessa che abbiamo vinto, avevamo tutti gli occhi addosso, sapevamo naturalmente della pressione che dovevamo subire, perché tutti naturalmente aspettavano di vedere il risultato di questa nuova politica. Ringrazio anche il Presidente Tondo per la fiducia che ci ha sempre accordato, per l'incoraggiamento che ci ha sempre dato. Questo risultato è anche merito suo.